Sicuramente esce una professione profondamente in crisi. I motivi li abbiamo visti anche dal sondaggio i cui dati abbiamo pubblicato oggi. Siamo sommersi dalla burocrazia, siamo sommersi da un controllo amministrativo che ci riduce la nostra autonomia decisionale. Noi sentiamo di non riuscire più a fare il medico come si deve, cioè non siamo più capaci di curare bene le persone, ci sentiamo minati nella nostra professione e questa immagine è abbastanza, ci mette molto in difficoltà, perché noi in realtà vorremmo continuare a fare i medici come abbiamo studiato, abbiamo imparato a fare. Allora, oggi abbiamo fatto emergere la crisi, cioè la crisi esiste, adesso dobbiamo lavorare per trovare delle possibili soluzioni a questa crisi. Sicuramente quello che è emerso maggiormente è il bisogno di cambiare il percorso formativo a partire dall'università, perché i medici che si formano oggi escono già inadeguati ad affrontare la professione. Quindi sicuramente bisogna confrontarsi con il mondo universitario, cercare dei percorsi di formazione diversi perché devono tener conto non soltanto delle conoscenze scientifiche, che ovviamente ci devono essere, perché uno non può fare il medico senza avere queste conoscenze, ma anche di capacità relazionale con il paziente, che non è soltanto l'empatia con il paziente, ma è la capacità di porre, di far capire al paziente la problematica e di coinvolgerlo nei percorsi di cura.